Eccoci dalla Belvote Arena con Luino Baggio, Stefano Testoni, vi racconteremo questa finale di Coppa Veneto di C2, tra poco in campo Artignano e Mestre Fenice, l'inno nazionale italiano. Venuto qui, lo ripeto, a vedere se effettivamente ero qui in qualche locale rosso. La competizione ci siamo divertiti perché, attenzione, sempre poche volte volte equilibrate, sì. con Cato il tiro e la risposta, talento pazzesco, intanto non preciso ma con Cato ma lo stesso il tiro, poi non resta ancora con Zanotto a riprendersi. Lo sappiamo, i ragazzi di Mister Land, attenzione, eccoli qui che ripartono, le stanno della rete che ha la possibilità di andare anche in A2 Elite. sì, non possono superare le 5 presenze. Attenzione quanto Franceschini la risposta di Gori, ancora Arziano in possesso, c'è Mister Land che ha chiamato i suoi non pressi, attenzione con Iabre che si gira e la risposta ancora di Zanotto. Hanno più vivo dentro al gioco il Mestre Fenice. Attenzione però la ripartenza con Franceschini che va sul fondo, mette in mezzo un pallone che De Gori. Primi affondi da parte della squadra mestrina. Franceschini dietro per Puleo che carica, Ento che gioca palla dietro per capitano Schiavinato, potenza, cerca di uscire dalla propria area ma viene fermato per il contropiede con Riva che tocca per Matteus. Il gol del vantaggio, comunque la prima vera occasionissima vedono un fallo, si abbracciano in mezzo, attenzione a Schiavinato il palo interno, corner che viene battuto palla dietro per Puleo, Singa riconquista il pallone, viene via Gianesello di velocità, Gianesello ma cosa mi fa Zanotto ancora, ma cosa fa Zanotto, ha spostato anche la porta Zanotto. Non ho più aggettivi per descriverlo. Incredibile, ancora una volta Zanotto, il numero 12, si lancia come un gatto, salva anche questi interventi. Oggi estremo equilibrio. Assolutamente dato il tiro e ancora Zanotto. Pure elevata, ho un macigno di tecnica. Intanto Bui, il primo sta lì, poi viene salvato da Gonella. Attenzione anche allo schema. E il secondo il tocco per Concato, la palla poi sull'esterno. Iabre dietro per Gonella, piattone sul fondo Riggi che scalda le mani a De Gori, vedremo se andrà a calciare. No, lascia di palla per Riggi che cerca di andare sul fondo, scarica dentro, De Gori in corner, Schiavinato per Bui ancora in fazione di terreno, la giocata di Fino, recupera però Arzignano con ora De Cristoforo che può lanciare Matteus il tocco, Zanotto il tiro, poi la risposta, cosa ha parato. E le occasioni non sono mancate, Testo. Io spero che arrivi il gol. Intanto sul fondo in mezzo il pallone Zanotto, basta, vado a casa. Fantastico. Concato intanto. Cosa può inventarsi Arzignano per... Attenzione a Concato il palo questa volta! Se dice 37 quindi 13 alla fine, devono dover costare caro, però vediamo qua, la palla per Bui che spreca tutto! E attenzione però alla punizione con Matteus, palla dentro sul secondo palo, c'è il fallo e c'è il quinto fallo, e c'è anche il rosso per Matteo Concato! Cartellino rosso per Matteo Concato, saprà approfittare di questa situazione Gonella, Giasenello e Matteus a difendere l'uomo in meno del suo Artignano. Matteo Concato ha lasciato i suoi con l'inferiorità, Riggi trova il sigillo al primo tiro con l'uomo in più, minuto 21, la Mestre Fenice la sblocca e si sblocca finalmente il match qui alla Belvote. Avete sentito l'urlo furibondo dei tifosi qui alla nostra sinistra e c'è anche lo speaker ad annunciare il gol del numero 14 Riggi, secondo gol nella competizione per lui, si sblocca finalmente il match. Il vice capitano Matteus De Cristoforo, la palla per Iabre si gira e ancora Zanotto, buono del termine. Intanto prova il primo movimento con Luciano, Matteus sul fondo in mezzo per Iabre, la palla resta di Gonella, il tiro e la risposta, questa volta per 7 minuti
palla ancora per Iabre, lo scambio per Ciro De Cristoforo, il pallone deviato E forse sarà fuori così. di nulla, anticipato Franceschini, E abbiamo visto l'unico modo per battere Zanotto probabilmente è un tiro con deviazione. Franceschini sul fondo, il tiro De Gori, Il pressing, Franceschini e Guariento. palla per Negro che può tagliare per attenzione, Guariento fuori di poco, 1,47, il tunnel, palla per Gonella, Vittorio Negro, Iabre, ancora vado via, ciao, vado via, Si arrende il test, è rotto sul pallone, schiavinato. è finita la partita, schiavinato, la rincorsa, il tiro, la coppa è ancora in ballo, tiene qui un pallone, messo in male polo ed è finita, il palla che gli vado giù, È finita e vince il Mestre Fenice 1-0 il risultato finale. Grandissima prestazione dei ragazzi di Mister Landi, tutta la Belbete esulta, ma questi ragazzi sono stati straordinari, ma soprattutto con l'MVP di oggi, il portiere Tommaso Zanotto, classe 2007, e adesso ci sarà tutto il palcoscenico della premiazione per questa Coppa Veneto C2.